Programmatico, e questo rientra nelle sue competenze appunto di sindaco e di amministratore della città. Diciamo che la notizia è stata forse politicizzata, ma in realtà è una notizia insomma, che appartiene a noi cittadini e anche come credenti. E ripeto, il crocifisso è un simbolo che riconosce la nostra libertà, fa parte del nostro patrimonio storico, artistico, culturale, che si fonda su radici cristiane, quindi non c'è nulla di politico in questo, è semplicemente una presa di coscienza della nostra identità. Noi non ci dobbiamo vergognare di quello che siamo, di quella che è stata la storia del nostro paese in questi secoli, della nostra nazione, e d'altro canto il crocifisso è un simbolo per eccellenza, è il simbolo per eccellenza dell'amore, dell'incontro con l'altro, del dialogo, e c'è un incontro con l'altro però con il tu solo se c'è una presa di coscienza della propria identità, dell'io, perché l'incontro presuppone sempre due soggetti con la propria identità che si vogliano mettere in relazione, abbiano voglia di incontrarsi, di mettersi in relazione. Vergognarsi del crocifisso è anche vergognarsi della nostra storia e del nostro patrimonio culturale e identitario, anche come nazione, come popolo. Rispetto al concetto di laicità dello Stato, come vi ponete? Ma continuiamo ad essere uno Stato laico, non è certo il tweet del sindaco Bitonci che cambia questo principio. Io trovo che la laicità verrebbe meno nel caso di imposizione al bambino o alla famiglia con l'obbligo di frequentare l'insegnamento della religione cattolica, ma non con il crocifisso presente negli edifici pubblici come era d'altro canto fino a poco tempo fa. Insomma, coercitivo sarebbe l'imposizione della religione, ma siccome questo non c'è e non ha il sindaco Bitonci intenzione di imporre obbligatoriamente l'insegnamento della religione cattolica, il bambino o la famiglia che non intende aderire a questo ha già a disposizione delle attività alternative, degli insegnamenti alternativi. Sono due livelli diversi, cioè la presenza del crocifisso non esclude la laicità, la esalta casomai, la esalta perché il crocifisso, lo ribadisco, è simbolo del gesto più grande d'amore, dare